Il 28 ottobre di un anno fa iniziava l'emergenza per la tempesta Vaia, la prima serata di Antenna 3 con 20:10 Ring dedicata al disastro che mise in ginocchio il Veneto tra la montagna devastata e la paura del Piave. 24enne marocchino espulso dall'Italia per decisione del Ministero dell'Interno, secondo il Viminale era un potenziale terrorista, si trovava nel Vicentino. Indagini dei carabinieri sulla tragica fine di una 68enne turista americana morta ieri a Murano dopo un giro in battello, la donna è caduta in acqua al momento dell'attracco dell'imbarcazione. Sassi lanciati contro auto e case, 4 episodi registrati in pochi giorni tra Solesino e Monselice, allarme tra i residenti. Ieri la scossa di magnitudo 3.0, all'alba di oggi un altro episodio con magnitudo 2.3, la terra trema nel Pordenonese, raffiche di chiamate, vigili del fuoco. La festa fra amici finisce con 21 persone in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio, successo a Mel, nello stabile di una società sportiva. Grande commozione a Riese ieri, dove i compagni di squadra del 14enne morto durante l'ora di ginnastica a scuola gli hanno dedicato la partita di calcio. In una scuola primaria di Padova è stato costruito un pollaio nel giardino, un modo concreto per avvicinare gli animali ai bambini. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali, buon inizio di settimana, ed è una settimana di narrazione, e come avete visto e sentito dei titoli di quanto accaduto un anno fa con la tempesta Vaia che mise il Veneto in ginocchio, la montagna in particolar modo. Nei giorni scorsi abbiamo già cominciato un po' a raccontare di quei giorni, ma è la settimana culminante perché oggi, il 28 di ottobre, un anno fa, iniziava ufficialmente l'emergenza legata al maltempo, una settimana che si culminerà poi con la messa in onda del nostro documentario su quei drammatici giorni da incubo, il documentario che è realizzato dalla nostra emittente. Ma dunque iniziamo questa settimana e inizieremo proprio dal 28 di ottobre, perché c'era l'inizio ufficiale di questi giorni di emergenza, i forti piogge dei giorni precedenti e del 28 che ingrossarono i fiumi e anticiparono la devastazione della tempesta Vaia la sera poi del 29 di ottobre. Il 28 in particolare, un anno fa, era una domenica, Regione e Protezione Civile convocarono una conferenza stampa per annunciare le drastiche misure prese per l'indomani, dalla chiusura delle scuole a quella delle aziende, perché le previsioni poi confermate dai fatti annunciavano in montagna pioggia e vento fortissimo. Bene, già oggi Antenna 3 dedicherà la prima serata al maltempo di quei giorni, a partire da 20:10 assieme ai sindaci di Zenzon di Piave e Salgareda, con i quali parleremo dell'alluvione che causò poi la piena del Piave, quindi la paura sul Piave. Poi dall'alluvione e di tempesta Vaia si continuerà poi a discutere a Ring dalle 21:15 in studio l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Gobbo, e poi collegamenti da Longarone con Gianangelo Bellati, l'architetto ampezzano Ambra Piccin, l'ingegner Loris Munaro, direttore interregionale dei Vigili del Fuoco, e il sindaco di Longarone, il presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. Dunque una prima serata che dedicheremo totalmente alla tempesta Vaia nel giorno in cui un anno fa, lo ricordiamo, iniziava di fatto l'emergenza. Adesso apriamo la pagina della cronaca e partiamo dalla decisione del Viminale, il Ministero dell'Interno, di espellere un 24enne marocchino dal territorio vicentino e dall'Italia perché sospettato di essere un potenziale terrorista. Era ritenuto un potenziale lupo solitario, un terrorista, e a soli 24 anni, dopo 4 anni di reati nel nostro paese, Oussama Alouani, nato in Marocco e residente a Tiene, è stato espulso per 10 anni dall'Italia. Secondo indagini della Digos di Vicenza, era ritenuto un ribelle che odiava l'Occidente e le sue istituzioni. Inoltre, troppi reati in troppo poco tempo: minacce, porto ingiustificato di armi, lesioni e rapina, droga, ubriachezza molesta, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, con conseguente revoca del permesso di soggiorno. Tra le varie accuse, la sua minaccia di far esplodere una bomba in questura commessa durante un controllo. Questo suo curriculum, unito all'atteggiamento di odio nei confronti delle istituzioni, hanno fatto sì che il 24enne sia stato raggiunto da un provvedimento d'urgenza emesso dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Alouani è stato accompagnato all'aeroporto e consegnato alla polizia del suo Stato. Adesso a Venezia dal nostro Filippo Fois per parlare della tragica gita di ieri a Murano, la morte di una turista americana. Filippo, le novità? Sì,
Sì, buongiorno. La magistratura veneziana sta valutando, deciderà in giornata se disporre o meno l'autopsia sul corpo della turista americana di 68 anni morta ieri dopo essere caduta in laguna a Murano. I carabinieri stanno ancora raccogliendo testimonianze sull'incidente. La donna ha perso la vita dopo essere caduta dall'imbarcazione che l'aveva portata assieme ad un gruppo di connazionali a Murano. Viaggiava assieme al marito e ad alcuni amici in uno di quei motoscafi che percorrono in tour Murano, Burano e Torcello. Mentre scendeva alla fermata di Murano è scivolata cadendo in acqua. Il comandante dell'imbarcazione si è tuffato portando a riva la turista e dandole i primi soccorsi fino all'arrivo del 118. Il personale del 118 era arrivato in idroambulanza dall'ospedale civile di Venezia, ma purtroppo ogni soccorso è risultato vano. Per la donna non c'era niente da fare. Sul posto, come detto, sono intervenuti anche i carabinieri che hanno compiuto i rilievi e raccolto le testimonianze dei presenti. Da quanto si è appreso, la donna avrebbe già accusato i primi sintomi di un malore che poi si è manifestato nel momento in cui scendeva dalla barca, ma come detto la magistratura sta valutando se approfondire ciò che può essere successo, che ancora non è completamente chiaro, compreso il fatto di disporre l'autopsia sul corpo della turista. Con questo per ora da Venezia è tutto, e a voi la linea. Grazie a Filippo Fois. Nel Padovano adesso un allarme, prima sembrava solo un episodio isolato, ma adesso sono 4 i casi registrati in pochi giorni. Parliamo di sassi lanciati contro auto e case. Sassi contro le auto e le abitazioni. Sono almeno 4 gli episodi avvenuti nell'ultima settimana nella bassa padovana tra Monselice e Solesino. L'ultimo la notte tra sabato e domenica lungo la statale 16. Un'auto è stata colpita da un sasso lanciato da una vettura che proveniva in senso contrario. Una bravata che ha messo a serio rischio la vita delle persone che viaggiavano nella macchina colpita. La pietra, grande circa come un uovo, fortunatamente ha preso solo il fanale mandandolo in frantumi. L'episodio è stato raccontato sui social ed è iniziato il tam tam. Quello che pareva essere un caso isolato si è rivelato solo l'ultima di una lunga serie. Esattamente una settimana prima, come riporta il Gazzettino, lungo la stessa strada si sono verificati altri 3 episodi analoghi, tutti denunciati ai carabinieri, e in tutti i casi non ci sono stati feriti, ma un conducente nel terzo episodio è stato sfiorato dal sasso che aveva mandato in frantumi il suo parabrezza. A far rabbrividire è il fatto che i sassi, nella stessa notte in cui sono state colpite le auto, sono stati lanciati anche contro abitazioni della zona tra Monselice e Solesino. Indagano i carabinieri. Una doppia scossa di terremoto in poche ore nel Pordenonese. Ieri un boato e la forte scossa di magnitudo 3.0 con epicentro Cavasso. Questa mattina all'alba la terra è tornata a tremare, un terremoto di magnitudo 2.3 verificato alle 5.48 a Meduno, a 13 km di profondità. Il sisma si è verificato non molto distante dall'epicentro di ieri. C'è dato che Cavasso dista da Meduno circa 4 km. La scossa di ieri già aveva provocato forte allarme nella popolazione, con numerose chiamate preoccupate ai centralini dei vigili del fuoco. Fino a questo momento non sarebbero verificati danni a persone o cose, ma la paura è stata ovviamente tanta. Paura anche per 21 persone rimaste intossicate dal monossido di carbonio, successo ieri nel Bellunese. Ci racconta quanto accaduto Tiziana Bolognani al telefono. Tiziana. Sì, buongiorno, stanno tutti bene i 21 partecipanti a una festa privata curati al pronto soccorso di Feltre per intossicazione da monossido di carbonio. L'allarme è scattato attorno alle 23 di sabato sera, quando 2 del gruppo che si era riunito nella sede della società sportiva Laghet a Pagogna di Mel, dopo aver accusato mal di testa e nausea, sono svenuti. La chiamata al 118 ha fatto intervenire subito l'ambulanza di Feltre, mentre come birilli, uno dietro all'altro, anche gli altri componenti del gruppo iniziavano a lamentare malori. Sulle prime si è pensato a una intossicazione alimentare, poi gli accertamenti clinici hanno svelato la causa dei malori. Per precauzione 2 persone sono state inviate alla camera iperbarica di Mestre. Già ieri sera, dopo il trattamento, hanno potuto fare rientro a casa. Imponente lo spiegamento di personale medico e infermieristico al Santa Maria del Prato. L'episodio è al vaglio dei carabinieri di Feltre. Sotto sequestro la stufa malfunzionante dalla quale si è sprigionato il monossido di carbonio. È tutto, a voi.
Grazie anche a Tiziana Bolognani. Dopo il tragico sabato con 2 vittime nella Marca trevigiana, ancora incidenti stradali sempre nel Trevigiano, auto contro un platano ieri sera a Castelfranco in via Kennedy, è successo poco dopo le 20, vediamo dalle immagini, quando l'uomo alla guida della vettura ha perso il controllo schiantandosi contro l'albero, è stato ricoverato in serie condizioni all'ospedale di Montebelluna. Nel frattempo restano gravissime le condizioni di 2 giovani, un 28enne e un 29enne di Riese, che si trovavano a bordo di una Golf uscita di strada sabato notte a Vallà, schiantandosi su un muretto e poi finendo in un fosso. Sono in gravissime condizioni. E sempre a Riese Pio X c'è ancora la paura per il rogo scoppiato sabato sera nell'area interessata dall'incendio, il capannone di un'azienda. Le ultime rilevazioni di ARPAV fortunatamente rilevano come i livelli di inquinanti sono fuori norma soltanto un campione su 4, cioè soltanto nelle immediate vicinanze dell'azienda, ma resta comunque la preoccupazione e anche la conta dei danni. Il magazzino, 1000 metri quadrati, posto sotto sequestro dalla Procura della Repubblica e la Polizia Giudiziaria dei Vigili del Fuoco al lavoro per determinare le cause del rogo che sabato sera ha tenuto la Castellana in apprensione per ore, quello all'azienda di ferramenta Sidernorio di via Verri, in centro a Riese Pio X. 50 uomini, squadre del 115 da Castelfranco, Asolo, Treviso, Montebelluna e Bassano del Grappa. L'incendio, scoppiato intorno alle 18, in serata era stato domato, ma le operazioni di messa in sicurezza sono terminate nel primo pomeriggio di domenica. Scongiurata la propagazione del fuoco agli edifici vicini, 3 le famiglie fatte evacuare, ma nessun ferito, e questo, ha subito detto il sindaco Matteo Guidolin, nel bilancio di quanto accaduto è il primo elemento importante insieme a un altro aspetto. Una cosa positiva è che il tetto del magazzino era stato rifatto proprio 2 anni fa, tra l'altro era un tetto in amianto, invece era stato rifatto da 2 anni, e questa è già una cosa positiva. Alla popolazione è stato chiesto di tenere porte e finestre chiuse e di rimanere lontana, almeno fino a oggi, dall'area attorno all'incendio, ma i primi rilievi di Comune e ARPAV non hanno riscontrato quantità preoccupanti di inquinanti. A bruciare, forse per un cortocircuito partito da un macchinario, un'attività presente a Riese da un secolo almeno. È proprio un'attività storica, era il magazzino legato al negozio di ferramenta, quindi a tutto il materiale legato a questo tipo di attività. Il borgo è uno dei borghi più antichi del comune, il centro storico, e chiaramente poi si parla di abitazioni, di vite familiari, e quindi la preoccupazione c'era. Quando siamo arrivati io e il vice sindaco ci siamo guardati ed eravamo molto preoccupati, poi per fortuna la situazione è rientrata, adesso sembra sotto controllo. Ingentissimi, diversi milioni di euro i danni alla Sidernorio, andati in fumo magazzino e negozio. Oltre alla famiglia Norio, titolare dell'azienda, rischiano di veder compromesso il proprio futuro anche i 10 dipendenti. Noi saremo al loro fianco per farli ripartire, chiaramente faremo tutto il possibile perché questa attività, che ha 100 anni di storia, ne possa avere almeno altrettanti. E sempre a Riese una giornata particolare, quella di ieri, in ricordo di Sucraj, il 14enne morto la scorsa settimana tragicamente durante l'ora di ginnastica a scuola. Il mazzo di fiori consegnato alla mamma, l'abbraccio e la stretta di mano al papà. I ragazzi del calcio Riese Vallà hanno voluto manifestare così l'affetto e la vicinanza di tutta la comunità alla famiglia di Sucraj Rator, il 14enne morto all'improvviso dopo un malore durante l'ora di ginnastica all'Istituto Bersanti di Castelfranco. Le lacrime, l'applauso, tanta la commozione in campo. Una partita giocata con il cuore per ricordare lo sfortunato giovane e la sua morte senza ancora un perché, e gli amici ed i compagni di scuola hanno voluto ricordare il ragazzo anche con una maglietta che hanno indossato tutti insieme. Per sempre nei nostri cuori, c'è scritto accanto alla foto con il volto sorridente di Sucraj. I genitori non riescono a darsi pace. Pur avendo avuto qualche svenimento in passato, ripetono, ora Sucraj stava bene ed aveva appena ricevuto il certificato per l'idoneità sportiva agonistica.
Ora resta il dolore e la commozione per tutto l'affetto manifestato da chi voleva bene a Sukraj. Siete tutti figli miei, ha detto papà Jasbir, abbracciando ad uno gli amici del suo ragazzo. Ancora dalla Marca trevigiana, una notizia di poche ore fa e che vi racconteremo questa sera nei nostri telegiornali, vi anticipiamo leggendola nel sito del Gazzettino di Treviso, una storia terribile, scopre tumore al seno in gravidanza, mamma dà alla luce il figlio e muore. È successo la notte tra sabato e domenica, si tratta di una 39enne che ha scoperto di avere un brutto tumore al seno con metastasi diffuse a gravidanza ormai avanzata. Il 17 ottobre, con la diagnosi arrivata ed emersa la gravità delle condizioni, è stata immediatamente ricoverata all'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale Cafoncello, dove è spirata poche ore dopo aver dato alla luce quel figlio che aveva tanto voluto. Una vicenda che ovviamente ha scosso in primis i medici dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Questa mamma che è riuscita con estrema forza di volontà a dare alla luce il figlio e poi purtroppo è morta. Vi racconteremo questa sera il dramma di questa vicenda. Adesso invece torniamo alla cronaca con una rissa in centro a Padova, in Piazza Duomo. Una rissa violenta, urla, botte e minacce accade in pieno centro a Padova, in una delle zone più belle della città, Piazza Duomo, che però è diventata ormai un luogo dove carabinieri e polizia intervengono spesso, chiamati da cittadini preoccupati per lo spaccio e per le frequenti lite tra giovanissimi. È accaduto anche sabato sera, quando i carabinieri sono arrivati sotto i portici del Palazzo del Monte di Pietà, sede della Fondazione Cariparo. Hanno trovato un 22enne padovano con il volto sanguinante e un 24enne ecuadoregno in stato di agitazione. Lo straniero ha opposto resistenza ed è stato portato in caserma e denunciato. La zona del Duomo, molto frequentata dalle compagnie di giovanissimi, viene utilizzata anche dagli spacciatori che cercano clienti. Baristi ed esercenti sono preoccupati per questa escalation di violenza. Allora, violenza tra ragazzini, abbiamo visto tra ragazzi giovani in questo caso, ma anche tra ragazzini dell'elementare, l'abbiamo raccontato la scorsa settimana nella Marca trevigiana. Se ne è parlato a Oderzo, peraltro teatro di uno di questi episodi, dove è partito per il terzo anno un progetto mirato a intercettare il disagio proprio degli adolescenti. Credo che siamo tutti chiamati a farci tante domande in questo momento, più che a trovare risposte, ma soprattutto farci domande e provare a cambiare prospettiva, punto di vista e soprattutto metodo rispetto al passato. Impongono riflessioni inedite i giovani di oggi, alla luce anche di episodi di cronaca che coinvolgono ragazzi sempre più piccoli, dai bambini delle elementari che hanno accerchiato e picchiato un 13enne a Gorgo al Monticano, all'alunno che ha spinto a terra una maestra a Oderzo mandandola al pronto soccorso. Credo che alcune cose succedono anche perché c'è un mondo adulto, è un mondo che dovrebbe occuparsi di educazione, che non si parla, che non entra in connessione, che dà delle risposte contrapposte e che non condivide alcune visioni che possiamo avere del mondo, insomma, ecco. E a Oderzo di contro è partito per il terzo anno il progetto Operatività di strada e comunità, mirato non solo ai ragazzi che manifestano disagio. Obiettivo: un coinvolgimento dei più giovani, grazie proprio alla sinergia tra comune, parrocchia del Duomo e operatori, che adotta la strategia dell'andare a intercettare i ragazzi su più livelli. Abitare i diversi luoghi, ecco, dei giovani con appartenenze molteplici che oggi i giovani hanno e riuscire a intercettarli, ma anche proprio ad affiancarsi, a coinvolgersi con loro dentro le loro passioni, dentro i loro interessi, è un'avventura bella che ci coinvolge. Ancora la scuola, ma per una bella notizia invece, quella di un progetto nel Padovano, a Padova, per avvicinare i bambini al mondo degli animali, fin da prestissimo. Questa è la gallina padovana. Come fa la gallina? Come fa la gallina? Un pollaio a scuola. I bambini della scuola primaria della Vittoria, in quartiere Mandria, da oggi oltre allo studio avranno un compito in più: accudire insieme alle insegnanti le galline. Il giardino dell'istituto scolastico si è trasformato in un'aula a cielo aperto per studiare e imparare a rispettare la natura.
progetto si chiama Codiamo un sogno, Bio, dove bio sta per biodiversità e biologico. Con la loro presenza le galline insegneranno ai bambini ad avere rispetto per gli animali e a prendersi cura di loro e a responsabilizzarsi. In pratica una scuola a cielo aperto dove i bambini potranno sperimentare percorsi didattici particolari e speriamo abbiano una ricaduta significativa anche sulla loro preparazione. Grazie a queste esperienze i bambini traggono dallo studio le conoscenze indispensabili per muoversi nel mondo, per comunicare con gli altri e per affermare i propri diritti, per educare alla cura e al rispetto dell'ambiente e per ripartire dalla natura e dalla semplicità. Un bel progetto che avvicina i ragazzi al mondo dell'agricoltura, alla natura, ma soprattutto i ragazzi della città che magari hanno poca confidenza con gli animali e quindi imparano cosa sia il lavoro dell'agricoltore. Nel percorso didattico i bambini impareranno a distinguere le razze avicole. Dopo aver adottato a distanza 3 cavalli destinati al macello, la scuola della Vittoria ora si concentra sulle galline. Galline con cui, tra le altre cose, si può fare un'importante attività di pet therapy. Pochi istanti di pubblicità, torniamo subito. Rieccoci in diretta in studio con la nostra prima edizione dei telegiornali. Ripartiamo da Venezia, oggetti di scena, foto e locandine dell'archivio storico della Fenice nelle vetrine del cuore sia di Venezia che della terraferma mestena. Una inaugurazione diffusa nel nome di Giuseppe Verdi, quella della stagione di quest'anno. Tra il 1844 e il 1857 il Gran Teatro La Fenice di Venezia ospitò ben 5 prime assolute di Giuseppe Verdi, a testimonianza dello stretto rapporto che legò uno dei più importanti compositori di opere liriche ad uno dei più importanti teatri di opere liriche e alla sua città. Un rapporto che si rinnova e si amplia con la nuova stagione lirica e di balletto, non solo perché questa si aprirà il 24 novembre proprio con un'opera tra le più complesse e monumentali di Verdi, il Don Carlo, ma anche perché in un certo senso l'opera esce dal teatro, portando oggetti di scena, foto e locandine provenienti dall'archivio storico della Fenice nelle vetrine del cuore di Venezia e di Mestre. Delle piccole esposizioni di materiale sul Don Carlo. Siamo molto lieti che questa iniziativa possa partire e speriamo anzi contiamo di poterla ripetere anche in futuro. Quello che vogliamo fare è andare il più possibile incontro alla gente e il luogo dell'opera è sempre un luogo di incontro e qualunque luogo dove si discuta anche dell'opera diventa un luogo di piacevolissimo incontro. Il progetto La Fenice in Piazza rappresenta la prima volta che l'inaugurazione della stagione esce dai luoghi abituali per coinvolgere Venezia e Mestre in sinergia con i commercianti del distretto del commercio di Mestre e l'associazione Piazza San Marco. Ci sarà la possibilità di, andando in giro per la Piazza San Marco e per l'area Marciana, via 22 marzo, tra i soci quindi dell'associazione, di poter vedere le vetrofanie, la locandina dell'archivio storico e anche sono stati organizzati degli appuntamenti che verranno accolti all'interno dei caffè di Piazza San Marco e di alcuni alberghi sempre dell'associazione. Siamo speranzosi che questa non sia solo la prima di altre collaborazioni, perché il Teatro La Fenice si riappropri anche della sua piazza, della piazza di Venezia. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento con la programmazione a partire da ore 13, fra pochissimo tratteremo il caso Alitalia, in studio con noi Cristian Ferrari, segretario regionale della CGIL del Veneto, e poi Silvia Covolo, deputato della Lega, e Giuseppe Traniello Gradassi, segretario del Partito Democratico di Rovigo. Aspettiamo come sempre le vostre telefonate in diretta allo 049 490 6054. E poi, come vi dicevamo in apertura, sarà una prima serata, quella di Antena 3, dedicata alla tempesta Vaia, nel giorno in cui un anno fa iniziava ufficialmente l'emergenza, e allora a 20:10 focalizzeremo la nostra attenzione sulla paura sul Piave di quei giorni con Daniele Dalanese, sindaco di Zenson di Piave, e Andrea Favaretto, sindaco di Salgarede. E poi alle 21:15 una puntata speciale di Ring con in studio l'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin, e poi un collegamento da Longarone Gianangelo Bellati, l'architetto ampezzano Ambra Piccin, l'ingegner Loris Munaro, direttore interregionale dei Vigili del Fuoco, e il sindaco di Longarone e presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin, per raccontare quei giorni terribili della tempesta Vaia. E adesso vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.
Benvenuti al meteo. La pressione inizia lentamente a cedere sul nostro territorio, la settimana inizierà dunque senza la presenza del sole e anche con una lieve instabilità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e coperto un po' ovunque, anche con qualche foschia mattutina sulle pianure e sulle vallate, spesso persistente per tutto l'arco della giornata. Entro sera-notte peggiorerà con qualche pioggia a carattere sparso. Temperature minime tra 8 e 15 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 18 e i 20 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche spazio maggiormente soleggiato sulle coste al mattino. Il cielo invece sarà grigio dal pomeriggio, con l'arrivo anche di temporali entro la nottata. Temperature minime tra 10 e 15 gradi, massime tra i 19 e i 20 gradi. E andiamo ora a vedere come sarà la situazione sul Trentino Alto Adige. Anche qui il cielo risulterà coperto, con piogge sui settori più settentrionali della regione, sarà invece più asciutto altrove. Temperature minime tra 11 e 12 gradi, massime tra 20 e 21 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.